Eh, Purtroppo è andata male. Ce l'abbiamo messa tutta, sfortuna, boh, non lo so, non ho parole, non so che dire. Applausi a loro, però noi non abbiamo demeritato. Applausi a loro. Eh sì, applausi a loro. 5.000 spettatori. Eh, No, Agrigento non merita l'eccellenza. Lo so, purtroppo è andata così. Vediamo se i dirigenti si daranno un grande affare per arrivarci in altro modo. Non lo so, guarda, proprio non lo so, non so che dirti. Pubblico sportivissimo, si perde, si vince, si è perso. Ma questo è il mondo del calcio. Ci poteva andare bene a noi, è andata bene a loro. Un grande onore e merito alla Cavese che è venuto ad Agrigento a fare la partita. D'altronde poi ha trovato questo calcio di rigore perché poi alla fine ha fatto solo questo. Non hanno tirato in porta e hanno trovato questo calcio di rigore e gli è andata bene così. Io devo ringraziare ancora una volta questo meraviglioso pubblico che è stato qui all'Esteneto, l'ha riempito in ogni ordine di posto. Grazie veramente di cuore. Ora vediamo il da farsi perché sicuramente questa dirigenza non mollerà, faremo una domanda di ripescaggio e speriamo di entrare ancora una volta alla porta secondaria in questa benedetta Serie D che purtroppo non siamo riusciti a raggiungere sul campo. Carmelo, stiamo tutti male, noi addetti ai lavori, tutti, i 5.000 spettatori, però vedi il pubblico vi sta applaudendo dopo 10 minuti al termine della partita. No, noi ci dispiace tantissimo e ce l'abbiamo messa tutti, non ho parole, ci dispiace per tutta questa gente che è venuta qua a vederci e a sostenerci. Il direttore generale ha detto si farà domanda di ripescaggio. Non lo so, questa sarà la società, noi siamo delusi, non ho parole, mi dispiace. Sempre vivo, un rammarico enorme, 6.000 spettatori che vi hanno applaudito dopo 10 minuti che è finita la partita. Infatti sì, già l'ha detto lei, un rammarico, non ce l'aspettavamo, è stata una partita, abbiamo messo il massimo in campo, ma purtroppo alla fine il calcio è anche questo, un episodio ci condanna un'intera stagione. Siamo riusciti tra virgolette, a raggiungere un traguardo che per Agrigento era importante e di vero cuore veramente mi dispiace tantissimo non aver raggiunto la Serie D. Già qualcuno ha incominciato a dire qualcosa in merito a qualche possibile ripescaggio, intanto dacci un giudizio sulla partita. Innanzitutto la delusione è cogente perché pensavamo di essere a un passo dall'obiettivo. Diciamo che la partita secondo me il risultato di parità sarebbe stato più giusto, però si sa che magari chi segnava prima vinceva, quindi siamo stati sfortunati in questo episodio. Poi quando andiamo fuori casa troviamo sempre arbitri casalinghi, quando vengono qua invece arbitri che si ergono a protagonisti e che condizionano un po' la gara. Non voglio dire abbiamo perso per l'arbitro, però certamente il rigore ci poteva stare, però in altre occasioni probabilmente fuori casa noi non l'avremmo avuto. Dispiace perché ce l'abbiamo messa tutta, siamo arrivati proprio a vedere un sogno vicino e sfumato. Vorrei vedere il bicchiere mezzo pieno, nel senso che Un grande pubblico. è un grande pubblico sportivo. Vorrei vedere in altre parti d'Italia che una squadra è ospite viene a vincere qua e viene Il applaudito. pubblico subito applaudito. Ma infatti dico, spero che questo anche i commissari di campo tutti facciano relazioni positive alla Lega, perché anche attraverso il ripescaggio ci possiamo andare in Serie D, che la meritiamo, la merita la città, la merita la squadra. Certo sarebbe stato bello vincere sul campo, però non è stato così, dobbiamo accettare il risultato del campo, siamo degli sportivi, quindi stasera ingoiamo questo boccone amaro. Però voglio dire, può essere che l'appuntamento con la Serie D è rinviato di qualche giorno, nel senso che attraverso il ripescaggio comunque ci potremmo arrivare, però in questo momento, ripeto, ingoiamo questo boccone amaro e niente. Il team manager Giovanni Bisogno ha tante parole da dire per questa nostra tifoseria. Guarda, io non ho mai visto una tifoseria del genere, perché noi abbiamo fatto anche la Serie B a Cavati di Rena, al C1, ma non è retorica, ve lo giuro su miei figli che non ho mai visto un pubblico così bello, sportivo, è una cosa straordinaria, veramente, non meritate, ma penso che sicuramente a voi l'interregionale sta stretto, ma veramente, ma non lo dico perché adesso sono contento, ma perché veramente dal momento in cui siamo giunti qui ad Agrigento
abbiamo avuto un'ospitalità straordinaria sotto tutti i punti di vista, dal presidente che è venuto in albergo a portarci dolci, è stato veramente meraviglioso, sono commosso veramente. Grazie di tutto, veramente, grazie. Speriamo di ritrovarvi in Serie D magari in un altro modo. Sicuramente, sicuramente. Voi pensate che anzi colgo anche l'occasione per salutare due grandi amici che stanno a Agrigento, uno di Cava di Tirreno che è Dino De Rosa, il fratello del calciatore, e l'altro è un ex calciatore della Gavese che è di Agrigento, che è Gaetano Longo, che ha vinto il campionato con la Gavese nel lontano 81-82. Comunque grazie di tutto, veramente in bocca al lupo per voi, speriamo che venite ripescati perché mi date veramente qualcosa di veramente importante voi. Dinolfi, siete felici? Felicissimi, che dire, è stata una bella vittoria fuori casa. Tra l'altro Agrigento ci sperava pure, però voi con quel rigore. Noi siamo venuti qua che non avevamo niente da perdere, cioè siamo giocati tutti e abbiamo vinto noi. Tanduono nudo come l'ha fatto mamma, Tanduono come stai? È una gioia immensa, non avevo mai fatto una partita così, è bellissimo. De Rosa, un po' di Agrigento c'è qui, ma tu hai fatto il rigore, realizzato il rigore per la tua squadra. Vabbè, sicuro mi fa piacere che abbiamo vinto questa partita, sono stato proprio io che sono di Cava dei Tirreni a fare il gol decisivo. Mi dispiace comunque per questa città dove vive mio fratello, che merita anche lei palcoscenici importanti. Comunque speriamo che Agrigento arrivi in Serie D in altro modo. No, vabbè, sicuramente la città merita e spero che tramite il ripescaggio possa non andare anche in Serie D, ma calcare campi più importanti come quelli della Lega Pro. Il rigore come l'hai realizzato? No, il rigore ho calciato sul palo, mi è andata bene e sono felice, mi dispiace per loro, però ti ripeto, sono di Cava e sentivo questa partita per vincere a tutti i costi.